ed è una gente che lascerà il vuoto dentro il comando. Lei era molto appassionata di moto. Sì, molto appassionata di moto, sì. Era la sua grande passione la moto. La moto è sempre stata la sua passione, ma stamani quello scooter, con il quale attraversava quasi quotidianamente mezza regione, le è risultato fatale. Marta Anna Primiceri aveva 39 anni, viveva ad Altavilla Vicentina con marito e figli e lavorava a Jesolo Lido come vigile urbano. La donna ha perso la vita stamani a causa di un incidente stradale accaduto lungo la Triestina in zona Montiron nel comune di Quarto d'Altino. Marta Anna Primiceri si stava recando al comando della polizia locale nella località balneare dove avrebbe dovuto prendere servizio all'1. Poco prima delle 10 il sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio della stradale di Mestre. Il caldo, il traffico, forse una disattenzione. Secondo i primi rilievi, sembra che la donna fosse in fase di sorpasso quando si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto e nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due vetture. Profondo il cordoglio al comando dei vigili urbani di Jesolo per la scomparsa di una collega che in poco tempo aveva saputo farsi apprezzare. Ma il ricordo che ho io di questi pochi mesi che ho lavorato assieme è che è un ottimo agente, un agente pieno di voglia di fare, voglia di stare in compagnia, attiva su tutti quanti i fronti.